estate, musica! Take a look at yourself, tripping over your own 2 feet. Your jaw hit the floor, cause you can't believe it's me. Musica estate, quest'oggi siamo a Gizzeria. Ed eccoci insieme ai Last Phoenix. Ciao ragazzi, benvenuti. Buongiorno. Allora, io da subito sono curioso. Voi siete calabresi doc, siete una reunion di location diverse, ma perché dei Last Phoenix? Luigi, inizia tu, che magari sei quello allora, che... Last Phoenix Mamma è di Toronto. Mia madre è di Torano, È di mio Torano. padre è di Toronto. Ecco perché The Last Phoenix. Allora ragazzi, già soltanto per come siete composti, per quello che a vedervi il vostro mood, capisco che voi siete dei rockman, sì, giusto? Dei rocker. Dei Si può dire così. rocker. Sì, come si dice? Sì, no, perché vedo pure lui sta sudando per l'eccitazione del No, rocker. fa stasera perché fa caldo. Allora ragazzi, ma a parte gli scherzi, ci conosciamo bene. Io ho avuto modo di conoscervi in un concorso che sì, molto probabilmente è stato uno dei più forti nel centro-sud. Avete vinto il Music Contest Cavò, dove vi ho visto veramente protagonisti. E da lì poi c'è stato un exploit. Ho saputo che siete arrivati anche secondi a Sanremo Rock. No, siamo arrivati secondi. Intanto presentati, chi sei? Ciao, sono Domenico, il chitarrista dei The Last Phoenix. Ah, ok. Siamo arrivati secondi cioè, ad un contest indetto da Classic Rock Italia, una rivista rock insomma su tutto il territorio nazionale. Beh, Poi siamo bello. arrivati, abbiamo vinto le fasi regionali di Sanremo Rock e poi siamo andati al Teatro Ariston a fare la finale. Beh, interessante. Intanto, giusto perché noi siamo partiti a razzo scherzando fra di noi, però ve li presento bene. Il cantante Luigi È bassista anche. è bassista, Sì, avete appena conosciuto il nostro chitarrista e non per ultimo, che è il fratello, perché qui si gioca in casa, il nostro batterista Anton Giulio. Anton Giulio. Allora ragazzi, ovviamente noi musica estate, partiamo subito con la musica e ci fate ascoltare un vostro inedito. Va benissimo. We rock! Una volta la luminoso maccatoro e movido ladri maniari. Non era questo. Abbiamo sbagliato contesto. No, scusa. Vai, dai l'attacco, no? 1, 2, 3, go! You know the black hole sensation when the light falls on the black and you feel the body vibration and you can't go back. You know the black hole sensation in the dark you can't see the star. You reach my reaction. All I got to do in and out, in and out, in and out. All I got to do in and out, in and out, in and out. All I got to do. You know the black hole sensation when the lights fast on the black and you feel the body vibration. Now you can't go back. You know the black hole sensation in the dark you can't see to start. Increase my reaction. What I have to do in and out, in and out, in and out. What I have to do in and out, in and out, in and out. What I have to do. In and out, in and out.
perché dopo che vi ho ascoltato nel nostro backstage parliamo di musica, c'è chi ci detta i tempi, adoro. È stato un ascolto profondo. Molto profondo, ragazzi, molto profondo. Allora, ragazzi, i vostri progetti ovviamente sono tanti, però iniziamo a sottolineare da subito che 2/3 siete anche maestri di conservatorio. Sì, diciamo di Attenzione, sì. guardate Più che maestri è tutor, diciamo che siamo gonfiato il tutor. petto. Sei inorgoglito. Ci sta, sei lo inorgoglito. studio, lo studio crea, diciamo, quello che è il bagaglio del musicista. Noi adesso nel nostro percorso ne stiamo incontrando tanti artisti, ragazzi. Poi ovviamente sembra alcune volte che andiamo un po' sull'ovvio e lo scontato, però io lo dico sempre, chi ha studiato conservatorio ha una marcia in più. Puoi arrivare ad avere di fronte anche dei tutor, quindi molto probabilmente voi siete già ai secondo step superiore. Diciamo, c'è un qualcosa in più magari rispetto agli altri, magari voti degli esami. Your facts! All my friends become a fool man. All my friends have killed my time. All my friends with pretty girlfriend make me nervous every time. As I'm fool man, that's my murder. And my time is just my time. Keep a close eye on your girlfriend, 'cause I kill that time with you. Why don't you mind your facts? Why don't you mind your facts? Why don't you mind your facts? Your facts! I know why you talk about me, 'cause you are a loser man. I have fun with your petty girlfriend, and your ass is going to hell. One more time you talk about me, one more time you look at me, one more time you make me nervous, 'cause it's all talk every time. Why don't you mind your facts? Why don't you mind your facts? Why don't you mind your facts? Your facts. Why don't you mind your facts? Why don't you mind your facts? Why don't you mind your facts? Your facts. All right. Il vero problema loro, dei due fratelli, è che non avevano il terzo per trovare il cantante e si sono dovuti arrangiare con Purtroppo Luigi, hanno trovato me. che spesso e volentieri sparisce. L'abbiamo ritrovato dopo un periodo. Grazie che sei tornato. Sono Luigi. tornato, sì, sono tornato apposta per loro e per te, per fare Ecco, l'intervista. grazie, è No. troppo buono. Allora Luigi, ma a parte gli scherzi, noi ci piace scherzare perché è giusto anche ironizzare. Però parlando seriamente, ragazzi, cioè, voi siete dei performer molto probabilmente anche sprecati sul nostro territorio. Meritereste anche delle visibilità più importanti. Il problema non è la visibilità, il problema è dove il contesto in cui tu vai a posizionare un genere di musica. Il nostro genere di musica purtroppo in questi luoghi è un po'... Il rock. Però da Sanremo abbiamo visto che il rock dicono stia riprendendo piede, no? Prossimo brano. Forse questo qua è quello che vi ha sancito. Sì. Quello forte. 1, 2, 3, 4. I decide to run away.
myself into the room. I want to see your body, your face is no time now. I decided to run away, I need to see the light. I'm trying to want to drink, I like to accept the soul. There's no peace, there's nothing if you don't move your finger. Find your place, find your wrong, never come back. There's no peace, there's nothing if you don't move your finger. Find your place, find your wrong, never come back. Simpaticissimi ragazzi, simpaticissimi, e questo forse è una marcia in più che vi aiuta a arrivare, ecco, anche con empatia al grande pubblico. E ho notato, voi cioè, preferite più cantare in italiano o in inglese? In inglese si presta meglio. Perché l'italiano? Cioè, eppure Piero Pelù ha sdoganato questa cosa. Sicuramente. Io penso che, vabbè, c'è pure bisogno di una dote personale nel scrivere i testi in italiano, specialmente sul suono delle parole, perché magari uno utilizza una parola con troppo T, con troppo P, cioè... Poi stiamo parlando un po' di edizione anche, perché comunque noi ci portiamo dietro. Cioè, nel senso, ho parlato con persone del settore che mi hanno spiegato sta cosa. Diciamo che secondo me una scelta, la scelta per la quale noi utilizziamo testi in inglese è dettata anche dal fatto che noi ascoltiamo tanta musica inglese. Diciamo che l'80% dei brani che ascoltiamo, il nostro bagaglio di ascolti è alla base. E voi quando inglese. pensate al brano e quindi scrivete il brano, lo pensate già in italiano o direttamente in inglese? Direttamente in inglese. Il concetto è italiano, però viene inglesizzato in automatico. Da subito. Sì. Di che cosa parlano i vostri brani? Diciamo che sono metafore di fatti accaduti. Perché lo dici ridendo? Perché diciamo episodio che ti è venuto in mente? No, nessun episodio in particolare, è che uno dovrebbe leggere i testi e cercare di capire la metafora di cosa stiamo parlando, no? Quindi sono temi, penso che caldi, che non tutti magari vogliono esprimere in modo diretto. Noi gli diamo modo di magari rivedersi in quelle situazioni e sognare. Allora ragazzi, non possiamo farti che altro che salutarvi e in bocca al lupo. Ciao ragazzi. Ciao. Ed eccoci insieme ad Antonio. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao. In Arteminio. Sì. Vabbè, ovviamente tu giochi in casa, siamo a Gizzeria, tu sei di Lamezia. Mi raccontavi che il tuo stile è uno stile indie. Sì. In che cosa consiste? Praticamente io sono un artista indie, almeno mi definisco così, diciamo che punto più che altro sul cantautorato, quindi non è tanto quello che vuole trasmettere la musica in sé, ma più che altro il testo, Certo. che è la cosa su cui Ovviamente punto noi di ci più. teniamo a sottolineare il fatto che nel nostro percorso musicale stiamo raccontando i borghi, gli scorci dei marittimi più belli della Calabria, i nostri talenti. Nel caso di Antonio rientra un po' in quelle che sono la nuova generazione. Stiamo parlando che molto probabilmente questa è la prima intervista ufficiale Sì. da parte di Antonio. Praticamente sì. Ma noi partiamo subito con la musica. Ok. Questa canzone si intitola La paura di farsi male, fa parte del mio primo EP che è in uscita in questo periodo. Scusate se scrivo due parole per sfogarmi, che con gli altri non riesco a parlare. Da Napoli in su sono infiniti binari, un bel posto per lasciarsi andare. Falsi dei sorrisi che vi stampate in faccia quando mi vedete e poi parlate male. Il fatto è che ho un po' paura di buttarmi, non vorrei che mi facesse male. Ma stavolta dai non fa niente, e se fai finta di niente,
magari ti diverti e ci lasci stare, ma poi arrivi a casa e tutto ti risale. Per stavolta dai non fa niente, non avere più fiducia nella gente. Posso sembrare forte, le persone belle sono morte. È fantastico, fantastico, guarda, anche perché siamo partiti in sordina con un po' di timidezza, un po' così di introversione, però poi durante il percorso musicale è emerso quella che è il tuo essere. Ma quante ore di studio dedichi alla musica? Stranamente non tantissime. Cioè io ho imparato la chitarra da solo. Un autodidatta? Un autodidatta, diciamo, infatti non sono un'eccellenza della chitarra, però come ho detto hai prima mi diletto più a scrivere. Hai l'orecchio musicale, quindi riesci Sì. comunque a interpretare bene. Intanto noi siamo curiosi di riascoltarti. Ho paura del tuo sguardo e di quel che può farmi, della tua graffiante voce che continua ad urlare. Ti prego, devi smetterla, non riesco a dormire, sento tutti questi occhi che mi fanno soffrire. Ma intanto fuori piove e dentro è sempre più spento, e la mia voglia di vivere lascia al vento. E forse è proprio questo che mi fa star male, devo lasciarla andare, lasciarla andare. E questa è metafobia che mi fa volare. Devo lasciarla andare, lasciarla andare. Continuo a non vedere, non capisco più niente. In questa stanza buia non ci entra tutta sta gente. Cancello questo fumo che occupa la mia mente, persino la mia vista si diverte e mi mente. E allora dico cazzo ma mi fai parlare, vorrei far capire al mondo che riesco a pensare. Fammi uscire da sta gabbia, voglio andare al mare, così almeno il mio pensiero riuscirò ad affogare. E questa è metafobia che mi fa volare. Devo lasciarla andare, lasciarla andare. E questa è metafobia che mi fa volare. Voglio lasciarla andare, lasciarla andare. Stupendo, noi non potevamo fare altro che notare la tua mano fasciata, stavamo supponendo tante ore di esercitazione proprio alla chitarra. Sì. Oppure una partita a pallone con una mano moscia a Ecco, parare però la era palla. più bello dire l'esercitazione alla chitarra, Sì, no? hai ragione. Però lui è sincero, Sono lui è sincero. sincero. Troppo bello quando esce dicono guarda che bello, perché non ci provi su. È troppo bello se cadi a giri su, ma quanto è bello se stai con chi vuoi tu. È troppo bello se guardi il cielo blu, ma quanto è bello il mondo visto da quassù. Da qui si vede il mare, il verde, e poi ti senti immerso in un mondo che non vuoi. Ma intanto gira e tu che fai? Rimani fermo, cerchi guai. Ma gira, volta, ruota, boom. Se inciampi ti rialzi e vai. Allora, non possiamo farti che i migliori auguri, salutarti. Grazie e mille. appuntamento magari alla prossima Alla intervista. prossima volta. Ciao! Ciao.
Ed eccoci insieme a Antonio Tedesco. Ciao Antonio, ben trovato. Buongiorno, E grazie. quest'oggi sei accompagnato dal maestro. Luigi Strangis, Salve. musicista e arrangiatore. Bello perché siamo veramente in riva al mare e non poteva essere location più azzeccata dal momento che parliamo di musica e parliamo d'estate. Allora Antonio, anche tu giochi in casa, sei lametino e sei un cantante. Tu sei più specializzato sulla musica pop. Sì, la musica che da sempre mi ha contraddistinto e che ho sempre cantato sin da bambino. Antonio, ovviamente come penso si vede, io lo vedo da sotto gli occhiali, quella luce di ambizione, di crescere, emergere e sconfinare. Ho avuto, sin da bambino è sempre stato il mio obiettivo, la musica. Non ho mai pensato di fare altro. Tu quanti anni avete, ragazzi? Io ne ho 21. Io 20. Vabbè, siete quasi miei coetanei. Quindi va bene, noi continuiamo la nostra chiacchierata, ma nel frattempo ascoltiamo musica. Ho la galleria con 1000 foto, la memoria troppo piena, da ragazzini su una moto, con il vento sulla schiena. Abbiamo fatto scelte per pentirci, rischiato un po' per farci male, pianto senza sentirci, fatto a pugni in un locale. E siamo una rivoluzione, la birra al 24 ore, la pizza per colazione, gli esami da studiare. Sogniamo cose strane, viviamo per rischiare, torniamo per restare, corriamo per cadere. Abbiamo fumato di nascosto, sigarette che fanno male, sempre al solito posto, in 9 in un bilocale. Passiamo sere a cantare, brindare alla fortuna, basta poco per sognare, ci illumina anche la luna. E siamo una rivoluzione, la birra al 24 ore, la pizza per colazione, gli esami da studiare. Sogniamo cose strane, viviamo per rischiare, torniamo per restare, corriamo per cadere. Siamo quelli che arrivano tardi, quelli che ridono sempre, quelli che il mondo è strano, ma ci piace comunque, quelli che dicono tutto in macchina senza cintura, quelli che il mondo è strano, ma non hanno paura. E siamo una rivoluzione, la birra 24 ore, la pizza per colazione, gli esami da studiare. Sogniamo cose strane, viviamo per rischiare, torniamo per restare, corriamo per cadere. Lo possiamo dire? Lo possiamo dire? Vi presento i nuovi Benji e Fede. Siete gli stessi, siete bellissimi. No, mi piace perché ragazzi, ovviamente penso che adesso tutti quanti alla vostra età puntano un po' a quello che è l'esplosione tramite magari i talent che danno un po' quella che è la visibilità massima in modo anche immediato. Voi vi state muovendo al riguardo? Qual è il vostro percorso? Io personalmente, parlo per me, sì, nel senso ci provo, ci sto provando e spero un giorno di riuscirci, è molto difficile. Antonio, ma io vedo vincente questa coppia, attenzione, io vedo vincente questa coppia, cioè non mollarlo, anche perché guardate quanto è bello. Cioè, penso che le signorine faranno la fila, non come a me, però tipo faranno la fila per lui. No, assolutamente, lui anzi è... Senza forte. di lui questi pezzi non avevano il carisma avrebbero- giusto. E intanto continuiamo con la vostra musica, cosa ci fate ascoltare? Sai che lo so, che quello che sei non l'ho mai trovato in nessuna mai
senza paura. Vieni qua, ti lasci andare, ti fai sfiorare e siamo qui su questa nuvola. Voglio restare così leggero. Bellissimo, bellissimo, perché ovviamente per chi non è addetto ai lavori, lo dico io, cantare seduto con le gambe incrociati, così schiacciato il diaframma, e sentire questa vocalità non è da tutti. Veramente Grazie. bravo, veramente bravo. Non Cerco è di facile. fare il mio meglio, insomma, se questo è. Come è organizzata la tua giornata, Antonio? La mia giornata, mi alzo, sono specialmente mattiniero, per le 9 del mattino faccio una colazione e attività fisica. E quando è quel momento che inizi a scrivere, quel momento che pensi, dico, questo è quello che io voglio fare? Diciamo nella malinconia, in quei momenti in cui ti perdi nei pensieri. Le giornate no, ad esempio, le giornate no sono quelle che... Le giornate no sono quelle là più- che aiutano in più. Esatto, ti danno quella spinta in più per poter trasformare i tuoi pensieri in canzoni o poesie. Mentre la giornata da artista del nostro maestro accompagnatore, a parte aggiustarsi i capelli, Allora, io la mattina mi alzo, come tutti penso. È già un traguardo. mi sembra giusto. No, poi solitamente vado in studio. Vado in studio perché io sono arrangiatore. Ma tu collabori già con uno studio, quindi tu sei già nel vivo di questo Sì, mestiere, sì. perché ricordiamolo, lo ricordiamo sempre, non ci stancheremo mai di dirlo, che questo è un mestiere a tutti gli effetti. A 360 gradi. Quindi vado in studio, poi dipende da quello che devo fare. Solitamente, siccome anch'io scrivo, sono un artista. Hai dei brani anche tuoi? Sì, Ma li passi a terzi o li canti anche te? no, li canto anch'io. Ho scritto un album in inglese qualche annetto fa e ora sto scrivendo un album. Lo so che non l'abbiamo preparata, però la voglio ascoltare. Non posso fare ascoltare nulla purtroppo. Perché siamo sotto contratto? No, ancora no, però non posso. Però ascoltare volevamo nulla. essere i primi ad ascoltare. Allora, un inciso di 5 secondi, giusto una nota. Una nota. Una nota. Faccio solo un intro, senza cantare, Vai, senza un intro. niente. Vai. Vai. Vabbè, però dai, sei stato cattivo, vero? Ci stavamo prendendo gusto. Ma il bello è il non spoiler. Però quanto prima poi ce la devi fare ascoltare. Certo. Cioè vogliamo essere i primi ad ascoltarla. Certo. Avete tutte le carte in regola per fare successo e noi non possiamo fare altro che augurarvelo e augurarcelo. Quindi Grazie mille. vi salutiamo e Grazie mille. Grazie a voi. era doveroso passare ad Agisteria e salutare un amico di vecchia data, Francesco D'Augello. Ciao Francesco, ben ritrovato. Buon pomeriggio Luigi, buon pomeriggio a tutti. Allora Francesco, DJ Francesco D'Augello, e in quel che è il Lametino sei un'icona storica, è come per dire il franco siciliano di Cosenza. Francesco, ti conoscono tutti, tu, anche se lui se li porta bene gli anni, però dietro veramente hai un bagaglio di esperienza non indifferente. Beh, grazie per i complimenti, resto lusingato, poi essere paragonato al franco siciliano di Cosenza, non so se per una questione di età mi invecchia o per una questione di prestigio mi onora. Comunque sì, abbiamo fatto qualcosa, tante di quel qualcosa l'abbiamo fatto insieme anche con te, con Franco e con altri, ed è un piacere ritrovarci sempre. Francesco, la tua professionalità è affascinante del fatto che tu inizi da DJ e durante questo percorso c'è un'evoluzione con diversi aspetti. Inizi a fare anche radio, ti evolvi anche con produzioni proprio da studio, quindi tu abbracci quello che è l'aspetto musicale a 360 gradi. Beh, sicuramente in una filosofia di vita dove la musica è sempre stata al centro, ho cercato di realizzare quello che era un sogno, che poi è diventato un impegno, che poi è diventato un lavoro. Musica estate con noi per questa piccola chiacchierata, però mi piace fare un percorso raccontando, lo so che abbiamo pochissimo tempo, però raccontare i tuoi 30 anni di musica ci vorrebbero veramente tante puntate. Però
partiamo dalla radio, Studio 54 Network. Tu hai fatto veramente la storia di questa realtà e intanto vi mandiamo un piccolo contributo. Alright, so come on, give it up, get into your rhythm. No need for you to be stressed. So come on, give it up, get into your system and find your happiness. The night be free, you know you can have it all. The night be free, oh yeah, you know you can have it all. E questo era quello che un po' ti rappresentava, no? Il mondo radiofonico. Ma se dovessi scegliere, Francesco, qual è forse fra questi tre aspetti quello che ti appartiene di più? Non si può scegliere. Io credo che tutti gli aspetti mi appartengono se contestualizzati nel giusto modo. Studio 54 sicuramente è stata e lo continua ad essere una bellissima parentesi della mia esperienza lavorativa. E salutiamo della mia passione. anche l'amico e collega, la tua spalla, o tu spalla di lui, comunque vi siete sempre completati, Paolo Sia. Paolo è forse anche riduttivo definirlo amico o definirlo ancora peggio spalla. Paolo è proprio l'alter ego di Francesco e Francesco è l'alter ego di Paolo. Vi completate, assolutamente sì, anche perché era sempre la coppia D'Augello Sia. Sì. Ovviamente noi parliamo di quello, siamo passati da Cosenza nelle feste universitarie, ritorniamo a Gizzeria. Gizzeria, molto probabilmente sei stato definito il re della costa di Gizzeria. Tutti i locali, quelli più importanti, sono passati per le tue mani, o comunque hai lanciato quella startup. Adesso non me ne voglia nessuno, però molti dei locali blasonati qui proprio sulla costa sono partiti dal tuo prestigio. Vediamo un piccolo contributo. Mi è sbloccato un ricordo. Questo mi fa piacere. Mi fa piacere. Tra Anche i bellissimi ricordi. Anche se questi qua sono praticamente dei ricordi anche recenti. Stiamo parlando comunque di storia recente. Sì, assolutamente sì. Non credo di meritare assolutamente la corona. Francesco, cosa ci dobbiamo aspettare di questa stagione estiva? Noi ormai viviamo alla giornata, non sappiamo l'evoluzione, come... In un momento così surreale dove si sta navigando a vista, io credo sia necessario capire quelle che saranno le possibilità e poi offrire la giusta soluzione. Si ci auspica per tutti che si possa tornare a ballare. Sappiamo benissimo che è duro, ma non possiamo assolutamente non essere pronti qualora ce lo permettessero. Ad ora sicuramente l'idea di creare delle situazioni di intrattenimento che possano essere degli happy hour, degli aperitivi o comunque dei momenti di musica che ti permettano di stare insieme senza eccedere in quello che può essere il contingentamento piuttosto che l'assemblamento, credo sia la soluzione migliore. E poi attendendo sicuramente la fine di questo terribile periodo, essere pronti veramente ad alzare i volumi e a scatenarci in pista. Grazie a Francesco D'Augello. Grazie a voi, a presto, buon estate. È giunto il momento della nostra rubrica musicale a cura del nostro amico Franco Siciliano. Ciao ragazzi, eccoci qua, classifica dance esattamente 1990, al quinto posto troviamo Phone Love dei Double D.
quarto posto della nostra classifica Dance 1990 troviamo Stefano Secchi con I Say Yeah. Al terzo posto della nostra classifica dance anni 90, esattamente 1990, troviamo i Technotronic con Papam the Dream. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. A place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. Alla posizione numero 2 della nostra classifica dance anni 90 troviamo i Black Box con Everybody, Everybody. Numero 1 della nostra classifica dance troviamo 24/7 con I Can't Stand It, la numero 1 della nostra classifica dance 1990. 1, 2, 3, 4, hit it! Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Do that day. Ladies and gentlemen. It's star time. It's star time. Surprise, it's me. Yeah, I'm Hollywood, the down MC. I'm up on the mic, doing what you like. I'm just rocking to the beat of the early light. Sit back, whack, jam and relax. And watch the master rock from front to back. And let me tell you one thing I don't like, my friend. Discrimination I can't stand. I can't stand it no more, no, no, no. I can't stand it no more, no, no, no. I can't stand it no more, no, no, no. I can't stand it no more, no, no, no. Bene, anche oggi è tutto per quanto riguarda la classifica dance di questi fantastici anni 90. Appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi! Il nostro appuntamento termina qui. La prossima tappa lo scoprirete alla prossima puntata. Un bacio alla Formoso. Ciao!